Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, gli peccanti del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo un disegno d'amore, per l'intervento della Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, allontana da noi ogni male e donaci ciò che giova
al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete deliziandovi all'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi. Parola di Dio. In te confida, Signore, l'anima mia. Signore, non si ingoriolisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. In te confido, Signore, l'anima mia. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. In te confida, Signore, l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. In te confida, Signore, l'anima mia. Festa di nozze in Cana di Galilea, è presentata la madre di Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo ci fu un sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portate nel maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino,
il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Predicare per me è sempre stato un grande tormento, perché è facile dire le cose, ma poi nella vita quotidiana diventa difficile metterle in pratica. Invece la coerenza tra la parola detta e la vita sono la parte essenziale della buona predica, altrimenti rischiamo di allontanare le persone invece di portarle a Dio. Meditando su queste parole di Don Longo, abbiamo pensato di presentare 2 testimonianze sulla sua vita, dando la parola ai confratelli e alle consorelle orionine, perché proprio l'esempio della sua vita è stata la predica migliore per chi lo ha conosciuto e oggi può arrivare anche a quelli che non lo hanno conosciuto. Sono Don Silvestro, vengo da Varsavia e voglio esprimere la mia riconoscenza personale, ma anche a nome di tutti i paesi che Don Longo ha aiutato durante la sua vita. Penso alla Polonia, alla Romania, Ucraina, al Madagascar, ecco, e tutte le anime che hanno sperimentato la bontà della sua anima. Don Cirillo Longo l'ho conosciuto all'inizio degli anni 90. Tutti i miei confratelli ne parlavano con grande stima e tutti andavano a trovarlo. A volte succede che le persone che godono della stima, ecco, vengono temute perché o si fanno temere o proprio bisogna temerle. Non così era con Don Longo. Don Longo godeva di una grande stima e tutti andavano a trovarlo perché era amico di tutti. E questo ci dice già molto chi era Don Orione. Era amico di tutti gli uomini perché amico di Gesù. So che la sua casa veniva visitata da molti. A volte si è scocciati dalle troppe visite. Non però così era nella vita di Don Longo, il quale aveva tempo per tutti e quando venivano ospiti faceva di tutto per stare a casa per riceverli. Non importava l'ora di arrivo o partenza, veniva sempre a servirli personalmente. A noi confratelli che venivamo da lontano e dovevamo proseguire il nostro viaggio, non ci ha mai lasciati partire senza aver provveduto per il viaggio che era da continuare o senza un regalo. Ho sentito più volte che riusciva a trovare lavoro per le persone in difficoltà. Ho anche sentito di tante altre che erano in difficoltà materiali e lui riusciva sempre a trovare a ciascuno un aiuto. Alcuni giorni fa ho ascoltato un sacerdote anziano in Polonia, Don Riccardo Szurek, che mi ha raccontato il suo viaggio in Italia nel 1978.
In Cecoslovacchia era salita sul treno una donna che voleva andare a Roma. Arrivati però a Tarvisio, la donna si era confusa ed era rimasta in carrozza per Milano e il treno per Roma era partito. Nel frattempo era arrivato Don Longo per incontrare i suoi confratelli. Vista la difficoltà della donna, ha subito provveduto a un nuovo biglietto e la donna, felice del buon esito della faccenda, ha potuto proseguire il suo viaggio per Roma. Era da Gesù che gli veniva questa straordinaria forza di voler bene a tutti e di fare del bene a tutti. Non lo poteva imparare meglio da nessun altro se non da Don Orione stesso, geniale stratega della carità, il quale diceva sempre che nel più povero degli uomini brilla l'immagine di Dio. Si percepiva che Don Longo provava un vero piacere nel servire gli altri, perché sapeva che in essi serviva Gesù stesso. Monsignor Casimiro Romaniuk, vescovo emerito di Varsavia, ha scritto nella sua testimonianza che Padre Longo aveva una brillante capacità di reperire le risorse, così come trovare le persone bisognose e dare le risposte ai loro bisogni. E questa era la sua testimonianza di Don Longo. Si prestava come uno strumento nelle mani della Divina Provvidenza per avvicinarsi a coloro che erano in bisogno, per aiutarli, dimostrando che Dio è il buon Padre per tutti e non indugia quando un figlio è in difficoltà, ma parte per primo per cercarlo e provvede alle sue necessità. Un sacerdote poeta polacco, Jan Twardowski, ha scritto: affrettiamoci ad amare le persone perché passano così velocemente. Don Longo, anche se aveva il passo veloce, non aveva mai fretta e aveva sempre il tempo per ascoltare gli altri. L'unica fretta che aveva nella sua vita era quella di vedere i bisogni degli altri. Aveva quasi un sesto senso, un senso particolare di essere presente laddove c'erano bisogni. In questo senso direi che assomigliava molto a Madre Teresa di Calcutta, di cui parlava Pier Paolo Pasolini dopo averla incontrata a Calcutta nel lontano 1961 e scrisse di lei queste parole: quella donna dove guarda vede. Così era Don Longo. Si deve dire che quasi sicuramente questa prontezza di aiutare Don Longo l'ha imparata anche dalla Madonna, di cui era altrettanto innamorato come Don Orione stesso. La Madonna vedeva e vede le necessità dei bisognosi per aiutarli. Sono rimasto sorpreso quando ho visto che Don Longo ha voluto un bel quadro della Madonna nella cappella della casa di Bergamo, accanto a quella grande croce di Gesù nel presbiterio. Quando si andava a Bergamo, Don Longo ci faceva fare insieme con lui un giro della casa. Era un'occasione di trovare gli ospiti, scambiare con ciascuno qualche parola, salutare gli impiegati, domandare agli operai se non mancava qualcosa per proseguire i lavori. Don Longo ci mostrava sempre tutte le più moderne risorse che riusciva ad implementare, dicendo che anche noi dovevamo fare altrettanto, costruendo le case di riposo oppure le case per i bisognosi, per gli handicappati. Oggi devo testimoniare che in una delle case in Polonia, che direi più bella in Polonia, che abbiamo l'opera di Don Orione costruita a Brańczyk da Don Giuseppe Wojciechowski, un grande amico di Don Longo, al fiume Bug, possiamo trovare molte di queste risorse che Don Longo voleva per i suoi pensionati, per i suoi anziani. Anche lì in Polonia
molte di queste sono state copiate per dare il comfort necessario per gli anziani. Don Longo era innamorato di Don Orione. Quando ne parlava ne era talmente appassionato che a volte gli mancavano le parole per esprimere tutto quanto sentiva nel suo cuore nei confronti del suo santo fondatore. Aveva distanza anche con se stesso. Una volta si era storpiato un piede e doveva muoversi in carrozzella, e mi ricordo quando prendeva se stesso in giro dicendo: guarda il caso, mia mamma centenaria va con i propri piedi e io devo andare in carrozzella. A Roma ho potuto lavorare alcuni anni insieme con Don Mario Bai, l'ex provinciale della provincia di Milano. Don Bai mi diceva: sai, io ho avuto la fortuna di avere con me come economo Don Longo. Abbiamo passato insieme dei belli anni di impegno e di amicizia, in sintonia dei cuori. È bella questa testimonianza. Don Longo aveva non solo la stima per i confratelli vivi, ma anche per i morti. Era affascinato dalla figura di Don Francesco Gevietsky e faceva di tutto perché diventasse anche lui beatificato. E poi, quando è stato beatificato, diffondeva i suoi quadri e il suo esempio di vita. In questi ultimi anni Don Longo passava molto tempo davanti al Santissimo e diceva: io non sto mai da solo, sono con la Madonna e Gesù. Don Longo era un uomo fratello con gli altri, un cristiano con il cuore sensibile come quello di Gesù e un religioso appassionato di Dio come Don Orione. Grazie, Don Longo. Non è facile parlare di Don Longo e racchiudere in poche parole tutti gli aspetti della sua ricca personalità, del suo amore per Dio e per il prossimo, per Don Orione, per i poveri e per la famiglia orionina. Vorrei iniziare questa mia testimonianza, ricordo su Don Cirillo Longo, dalle parole del Vangelo di San Luca. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. E quello di San Paolo: chi semina abbondantemente, mieterà altresì abbondantemente. E San Luigi Orione ci dice: il nostro cuore deve essere un altare dove inestinguibile arde il divino fuoco della carità. Amare Dio e amare i fratelli, due fiamme di un solo sacro fuoco. Ogni nostra parola deve essere un soffio di cieli aperti. Tutti vi devono sentire la fiamma che arde il nostro cuore e la luce del nostro incendio interiore, trovarvi Dio e Cristo. Per conquistare a Dio e afferrare gli altri, occorre prima vivere una vita intensa di Dio in noi stessi, avere dentro di noi una fede dominante, un ideale grande che ci arda e risplenda. Credo che qui troviamo la chiave, l'ispirazione, la motivazione profonda della vita di Don Cirillo. Era un uomo di preghiera e di azione. Passava dall'altare al servizio dei fratelli. Alla sua vocazione religiosa affiancava una profonda umanità. Sapeva ascoltare le persone e tutte erano per lui importanti. Partecipava ai loro problemi, cercava di aiutarli nel trovare una giusta soluzione alle loro difficoltà. Dalla preghiera e in modo particolare dall'Eucaristia
attingeva la forza per amare e servire. Ha seminato la carità, la bontà largamente, con generosità, senza farsene vanto, desiderando solo di essere uno strumento docile della divina provvidenza in Italia e all'estero. Non cercava gli applausi e la pubblicità. Il suo fare del bene era discreto, mosso dalla carità e dalla compassione per i bisognosi. Aiutati da lui con saggezza, tempestività e con gioia, convinto che Dio ama chi dona con gioia. Ha incarnato nella sua vita lo spirito di Don Orione che ha conosciuto personalmente. Si era fatto prossimo a chi aveva bisogno del pane e della buona parola, cercando di dare con il pane anche il conforto a quelli che la provvidenza metteva sulla sua strada. Citava spesso Don Orione cercando di vivere il suo insegnamento in prima persona. I doni di natura e di grazia ricevuti da Dio li metteva a servizio degli altri. Aveva una intelligenza pratica e la sapienza del cuore. Credo che tutti coloro che le hanno conosciuto sono rimasti colpiti dal suo stile diretto e familiare, dal suo modo gioioso, rispettoso e schietto di avvicinare le persone, di ascoltarle con attenzione e di accoglierle così come sono. Chi non ricorda le sue battute scherzose e il suo caratteristico fischietto? Don Longo sapeva ascoltare, si immedesimava nei bisogni degli altri, si interessava dei loro problemi, delle difficoltà e portava tutto e tutti al Signore nella preghiera. Aveva una grande capacità organizzativa e di coinvolgimento degli altri nel fare del bene. Non gli sfuggiva nessuna occasione per fare del bene agli altri con la parola, con un sorriso, con un consiglio saggio, infondendo nei cuori il coraggio di andare avanti. Era molto creativo nella carità. Alla nostra congregazione delle piccole suore missionarie della carità lo legava non solo lo stesso fondatore San Luigi Orione, ma anche un legame di carità verso le consorelle, di amicizia e di aiuto fraterno. Ricordano le suore della Polonia, tanto amata da Don Longo. Ogni visita di Don Longo nella nostra casa provinciale portava un clima di gioia, di festa, di allegria e un'ondata fresca di spirito di Don Orione. Alle giovani in formazione avvicinava la figura del fondatore, raccontando i fatti della sua vita, essendone testimone oculare. È stato un ospite gradito nella casa provinciale di Zalesce Gurne e nelle altre comunità delle piccole suore missionarie della carità. Portava sempre tanta gioia, entusiasmo, incoraggiandoci a vivere in pienezza lo spirito orionino. Ci ha aiutato nella costruzione della casa provinciale. Nei tempi duri del comunismo ha organizzato molti trasporti con i viveri per noi e per i nostri poveri. Ha aiutato le nostre missioni, soprattutto quella del Madagascar. La barriera linguistica non ha impedito al cuore aperto di Don Longo di stabilire un rapporto fraterno e di amicizia con le suore. Con la sua apertura, semplicità ed energia quasi inesauribile, ci ha incoraggiato e contagiato a dare una gioiosa risposta alle sfide quotidiane del nostro servizio tra i poveri, i malati, i giovani e i bambini. Le suore che hanno avuto l'opportunità di stare nelle stesse opere al fianco di Don Longo la considerano una grazia per loro stesse. Lui aveva sempre gli occhi aperti e attenti ai bisogni degli altri, cercando di essere vicino agli ospiti, ai loro familiari. Ha sempre avuto il tempo di fermarsi con le persone, al capezzale dei malati,
nei servizi quotidiani, nella conversazione ordinaria. Lui stesso ha dato anche una bellissima testimonianza di cosa significa soffrire con il crocifisso quando si è rotto il femore e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. La sua croce la portava in silenzio, umiltà e gratitudine per ogni gesto di aiuto e di vicinanza, sempre con un rosario in mano, e così fino alla fine. Don Longo ci ha insegnato a vedere il volto di Gesù riflesso nell'altro, a vincere indifferenza e individualismo, ad accogliere tutti senza pregiudizi, senza discriminazioni, senza reticenze, con amore sincero, con gioia, donando loro il meglio di se stesso, ciò che è più prezioso, Cristo e il suo Vangelo. Caro Don Longo, ti sei presentato al Padre con le mani piene di opere buone, con i fratelli che hai portato a Lui con la testimonianza della tua vita. Rimarrai nella nostra memoria come un padre, un fratello, un amico. Oggi ringraziamo Dio per il dono della tua vita, per la tua vocazione e testimonianza di gioioso servizio a Dio e al prossimo. Preghiamo perché il Signore ti conservi il premio riservato ai suoi servi fedeli. Contiamo sulla tua preghiera. Guardaci dalla casa del Padre e aiutaci a fare del bene sempre, del male mai e a nessuno. E come hai detto tu, ci vediamo in cielo. Carissimi fratelli e sorelle, a colui che ci ama e che per noi ha donato il suo unigenito, eleviamo la nostra umile preghiera, insieme con Maria, Madre del puro amore. Grazie Signore per la testimonianza di vita, la fedeltà al Papa e alla Chiesa del confratello Don Longo Cirillo. Ti preghiamo di saper seguire il suo esempio e riscoprire nella nostra vita lo spirito di appartenenza viva alla Chiesa di Cristo e di preghiera per il suo successore, Papa Francesco. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Rinnovare tutte le cose in Cristo. Questo desiderio ha fatto uscire il piccolo Cirillo Longo da questa parrocchia per entrare nella congregazione fondata da San Luigi Orione. Preghiamo affinché il Signore doni molte sante vocazioni all'opera orionina nel mondo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ave Maria e avanti. Sono le parole che hanno guidato Don Cirillo durante tutta la sua vita sacerdotale. Preghiamo per il Superiore Generale della Congregazione, Don Tarcisio Vieira, e la Madre Generale, Suor Maria Mabel Spagnuolo, affinché la Madonna della Guardia sia la loro celeste protettrice e la stella che li guida nei momenti difficili che sta vivendo la congregazione a causa di questa emergenza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Fare del bene sempre a tutti, male
mai a nessuno. Scritte con la vita da San Luigi Orione e il suo figlio spirituale Don Cirillo, continuino a guidare la congregazione in tutte le opere di misericordia sparse nel mondo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La Divina Provvidenza è il fondamento dell'opera orionina. Preghiamo affinché nei momenti delle difficoltà spirituali ed economiche siamo capaci abbandonarci ad essa per riscoprire l'essenza e lo scopo vero della nostra vita. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tutti noi siamo nelle mani di Dio. Le parole pronunciate poco prima della morte da Don Cirillo diventino per noi una certezza che anche nei momenti di buio e di smarrimento è sempre Dio a guidare la storia del mondo e di ciascuno di noi. Preghiamo il Signore. Ascoltaci, o Signore. Ci vedremo di là. Queste, le parole di Don Longo, diventino la fonte di consolazione per tutte le famiglie che piangono i loro morti, perché la nostra vita non finisce, ma si trasforma. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo ora per l'anima di Don Longo Cirillo, affinché si unisca per sempre Gesù in quel legame eterno tanto da Lui desiderato in tutta la vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi tutti qui riuniti, affinché la testimonianza di Don Cirillo ci sproni a seminare del bene nel mondo, ognuno secondo la propria vocazione e missione, sfruttando i talenti che Dio ha dato a ciascuno di noi per il bene della comunità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che ci hai amati per primo, esaudisci per la materna intercessione di Maria il sincero desiderio di vivere come tuoi figli nella docilità al tuo spirito d'amore, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta propizio, o Signore, i doni che la Chiesa ti offre e per l'intercessione della Vergine Madre fa che troviamo grazia presso di te e otteniamo l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per un disegno mirabile della tua provvidenza, la Vergine Maria, adombrata dallo Spirito Santo, ha generato il Salvatore del mondo. Maternalmente sollecita verso i giovani sposi a Cana di Galilea, supplicò il Figlio che diede inizio ai segni prodigiosi e manifestò la sua gloria. L'acqua si mutò in vino e i convitati esultarono e i discepoli credettero nel Maestro. Ora, assisa alla destra del Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera. Come madre premurosa e dispensatrice di grazia, e assiste ciascuno dei figli che Cristo Gesù gli ha affidato dalla croce. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Cirillo, Don Olivo, Don Giannino, Don Vinicio, Don Noè e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Luigi Orione, con San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Amen.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per la comunione 2 sacerdoti saranno qui nella fila centrale con il dovuto distanziamento, poi usciamo dai 2 lati.
Don Longo, la sua grande famiglia. Don Longo un uomo e Don Longo un sacerdote. Sì, perché Don Longo, prima di essere un sacerdote, era un uomo con la U maiuscola. Don Longo uomo perché la sua umanità gli faceva capire i bisogni delle persone che incontrava e con qualsiasi mezzo a sua disposizione, parecchie volte, anche finanziariamente, cercava di aiutarle. Infatti, tante famiglie, non solo polacche o italiane, ma anche di altre nazioni, hanno potuto beneficiare della sua umanità e della sua munificenza. Lui dava senza volere nulla in cambio e senza ringraziamenti, perché in ogni suo simile vedeva Gesù bisognoso e a lui non si nega nulla. Non guardava il colore della pelle delle persone che incontrava, non chiedeva che lingua parlassero o in cosa credessero, questo non gli interessava. Lui desiderava solo aiutare chi aveva bisogno, che fosse una persona o una famiglia non aveva importanza, l'essenziale era dare un aiuto materiale, perché quello che lui riceveva dalla divina provvidenza non rimaneva fermo nelle sue mani. Tutto quello che aveva ricevuto veniva distribuito, come gli aveva insegnato il suo maestro Don Luigi Orione. Quando parlava di Don Orione gli si illuminavano gli occhi. Raccontava con dovizia di particolari e con orgoglio che lui gli aveva servito la Santa Messa, di come lui, adolescente, fosse rimasto affascinato da quell'uomo fisicamente piccolo, ma un gigante della carità e nella fiducia della divina provvidenza. Don Longo tutto questo lo ha assimilato, lo ha vissuto e lo ha ripetuto più volte ai confratelli. Se non crediamo nella divina provvidenza andrà tutto a rotoli. Monito per chi ha ricevuto il testimone e deve portarlo avanti consegnandolo ai futuri confratelli orionini. È un'impresa non facile, occorre credere veramente nella divina provvidenza e io, da laico che ha conosciuto Don Longo e che con lui ha collaborato per anni, posso veramente dire, come frate Cristoforo dei Promessi Sposi, là c'è la provvidenza. Io l'ho vista concretizzarsi in Don Longo. Non voleva sentirsi dire grazie, perché quello che faceva era frutto della sua sensibilità innata e della sapienza di sacerdote, un sacerdote vero, che arrivava sempre in punta di piedi e che, senza mai sminuire la dignità di chi aiutava, elargiva con delicatezza, consigliava con saggezza e umiltà. Alcune volte con decisione e con forza e come una ruspa spazzava dalla mente incertezze e perplessità che assillavano e tormentavano coloro che avevano avuto la grazia di averlo incontrato. Ci diceva sempre: voi siete la mia famiglia. Infatti noi eravamo certi che lui fosse parte della nostra famiglia e credo che tante altre famiglie che lui aveva adottato lo considerassero così. Perché Don Longo vedeva tutte le famiglie come fossero la sua e queste erano sicure di una cosa: lui era parte importante della loro comunità. Fra noi c'era un rapporto molto bello. Per la figlia e le nipotine era lo zio Don Longo e lui era contento di sentirsi chiamare zio. Ci sentivamo settimanalmente perché avevamo sempre qualche cosa da raccontargli o per chiedere qualche consiglio, un parere, un giudizio. Quando Michele era piccola lo chiamavamo per raccontargli dei progressi che faceva nel linguaggio e dei primi tentativi di camminare, prima gattonando, poi con piccoli passetti traballanti. Don Longo era partecipe di queste nostre gioie, dei timori e delle ansietà che ci assillavano come per tutti i genitori che vedono i loro figli crescere. Quando poi è cresciuta la consigliava, la sosteneva nei momenti delle crisi adolescenziali, l'ha accompagnata per tutta la vita sino al matrimonio e poi con la nascita e il battesimo delle nipotine e poi ancora sino all'ultimo giorno quando ci ha lasciato. Diversi mesi fa Tina chiese a Don Longo: non sono normale se spesso parlo con mia mamma defunta guardando la sua fotografia? Assolutamente no. Tua mamma è più forte di là che di qua, rispose Don Longo e aggiunse: è giusto parlare con i nostri cari perché ci ascoltano e ci aiutano molto di più di quando erano vivi. Questa è la saggezza di un sacerdote che non reputa mai banali i sentimenti delle persone. Ora che Don Longo ci ha lasciati,
Tina, fantasticando, immagina Enrico, suo fratello Down, deceduto nel 2018, che girando per il paradiso sente la voce di Don Longo ed esclama: Don Longo, come stai? E Don Longo dice: che bello Enrico, ma sei proprio tu? Oh, come sono contento! Ed Enrico gli sorride felice. Ripensa frequentemente a questa scenetta, li immagina mano nella mano che gironzolano per il paradiso e si mette a sorridere, anche se una lacrima di gioia e di commozione riga il suo viso. Il 19 marzo, verso le 17:30, la nipotina più grande, Vittoria, era da noi. Tina dice a Vittoria: prova a chiamare lo zio Don Longo per sapere come sta, perché ieri non stava molto bene. Io ho provato varie volte, ma non mi ha risposto. Vittoria prende il telefono, chiama e Don Longo le risponde subito. Lei: ciao zio, come stai? Lui le risponde: un po' meglio, stamattina avevo la febbre 39, ma adesso è scesa a 37,5. Lei risponde: zio, cerca di curarti, stai riguardato. E lui di rimando: non ti preoccupare bambina, l'importante è guarire. Vittoria gli dice: ciao zio, speriamo che guarisci presto, noi ti pensiamo, ti passo la nonna. La nonna gli dice: Don, mi raccomando, stai in camera in questo brutto momento, non andare in giro, ci sono le persone giuste che vengono da te, ci sentiremo presto. Alla tarda sera dello stesso giorno Don Longo è spirato. Abbiamo avuto la grazia di sentirlo proprio nelle ultime ore e questo ci rasserena. Queste sono alcune piccole esperienze della nostra famiglia con Don Longo, ma sicuramente molte altre famiglie potrebbero raccontare altrettanto di lui, potrebbero aggiungere ancora tanto a quanto da noi detto, avrebbero aneddoti da raccontare e altro da dire su questo sacerdote straordinario, Don Longo. Per questo noi vorremmo essere portavoce delle tante famiglie che lui ha aiutato, di tutti coloro che vorrebbero essere qui per dirgli grazie, ma che per vari motivi o impedimenti non possono essere presenti fisicamente, ma sicuramente sono qui accanto a noi con il loro affetto, la riconoscenza e con il loro cuore, per esprimere la loro gratitudine a Don Longo perché non muore mai chi si porta nel cuore. Leggendo questo i suoi familiari potrebbero dire: ma come, noi che siamo la sua vera famiglia, con noi che siamo la sua vera famiglia non aveva tutti questi rapporti. Potrebbe sembrare vero, ma non è così, perché parlava sovente dei suoi familiari, specialmente dei nipoti. Ne parlava con trasporto, con amore e con orgoglio. Gesù disse ai genitori che lo cercavano: non sapete che io devo fare le cose del Padre mio? Don Longo non ha detto così, ma ha messo in pratica il suggerimento di Gesù, dedicandosi agli altri, dando forse l'impressione di trascurare i suoi familiari, ma non è vero. Amava moltissimo la sua famiglia, ma amava altrettanto quell'altra famiglia che era molto più vasta. Tutti coloro che avevano qualsiasi bisogno facevano parte della sua grande famiglia, grande come il suo cuore che abbracciava tutti. Adesso speriamo che, essendo vicino alla Madonna che hai tanto amato, ti riposi e ti rilassi. Non pensare a fare progetti su cosa si potrebbe fare per migliorare il paradiso, come dice Michela, o come sostiene il marito di Beata, che non ti venga in mente di costruire una scala a chiocciola che sale dal purgatorio per risparmiare spazio e agevolare l'ascesa in paradiso delle anime che hanno scontato la loro pena. Stai tranquillo, il paradiso va bene così com'è, per il momento non ha bisogno di ristrutturazioni, goditelo. Dal cielo volgi il tuo sguardo paterno a tutti noi che hai tanto amato. Ne sentiamo veramente il bisogno ora più di prima, perché ci sentiamo orfani, proteggici e qualche volta faccio un fischietto e noi capiremo il perché. Ciao alla tua grande famiglia, Battistina e Luciano. Adesso passiamo la voce a Padre Silvestro della Basilica di Sant'Antonio da Padova, perché a nome della grande famiglia di Don Longo consegni il libro della sua vita ai confratelli e alle consorelle orionine. Questa è la vera tesi, la tesi di laurea di Don Cirillo Longo, scritta e discussa in 95 anni della sua vita con il punteggio finale 110 e lode.
gli conferiamo il titolo di dottore in cura delle anime e delle famiglie, maestro del carisma orionino per molte generazioni. Deo gratias. Saletto di Montagnana, il 19 settembre 2020. E chiediamo anche alla vicaria delle Suore Orionine, Suor Maria Silvia. Adesso tocca a me. Oggi sono già 6 mesi che è morto. Don Cirillo Longo. Nel mese di marzo, dopo il suo compleanno e anche il suo onomastico, lui è morto alla bella età di 95 anni. Nella casa di riposo a Bergamo. Quando Suor Evelina ci ha dato la brutta notizia, siamo rimasti male. Ci è dispiaciuto tanto sentire che è morto Don Cirillo. Era nato a San Lorenzo di Saletto, Padova. Era della classe del 1925. Era sempre allegro, sorridente, simpatico, con tutti gli ospiti del Cotulengo. Don Cirillo era direttore per 3 o 4 anni qua da noi. Era stato lui ad accettarmi qua, nella casa di San Luigi Orione, il 24 gennaio nel 1975. Lui fischiettava sempre, mi mandava a fare la ricarica del suo cellulare nel bar di Santa Maria la Longa. Poi lui mi pagava il caffè ogni tanto. Io le dicevo grazie di cuore. Lui aveva un carattere molto dolce, generoso. Era anche tanto sereno, buono di animo. Io non avevo mai avuto i contrasti con lui, avevo sempre il rispetto con Don Cirillo. Quando mi vedeva all'ora del rosario mi chiamava sempre. Carlin, mi diceva, Carlin, Tarabanda, con il rosario. Io dicevo, adesso Don Cirillo. Io e Giorgio servivamo con lui per tanti anni la messa, sì, per tanti anni, facendo i chierichetti nella cappella. Poi lui ci dava la mancia delle offerte che dava la gente quando veniva a messa qua da noi. Noi due lo ringraziavamo perché eravamo bravi a servire la messa, volevamo bene a Don Cirillo, andavamo anche d'accordo, sempre con lui. Tante grazie, Don Cirillo, per quello che ha fatto per noi al Cotulengo. Il Signore se lo ha preso in paradiso, la sua anima riposa in pace. Amen.
Dopo questa testimonianza commovente del rappresentante, perché vorrebbero parlare veramente in tanti, spazio è limitato, rappresentante del piccolo Cotolengo di Santa Maria la Longa, tanto amato da Don Longo, vogliamo dare la parola al consigliere generale Don Fernando. Sono veramente onorato di condividere con voi questa celebrazione eucaristica. Come è stato detto, faccio parte del Consiglio Generale e sono qui rappresentando il direttore generale Don Tarcisio Vieira e l'intero Consiglio, perché per noi è stato un grande dono la vita di Don Longo. Insieme a me c'è Don Giovanni Carollo, che è membro del Consiglio provinciale della provincia a cui apparteneva Don Longo, rappresentando il direttore provinciale Don Aurelio Fusi e tanti confratelli e consorelle della piccola opera della Divina Provvidenza. Come è stato detto, Don Longo è stato l'uomo della Divina Provvidenza, perché è stato figlio di un padre buono, del padre di Gesù, quindi una grande fiducia. È stato anche padre per molti, perché il suo fare la carità è stato discreto, senza fare chiasso. È stato figlio, è stato padre, ma è stato fratello, perché ciò che ha ricevuto lo ha dato a mani piene. E vorrei che tutti quanti avessimo in questo momento quel suo ultimo momento immortalato con quella fotografia che poi fece il giro del mondo, le braccia aperte, il rosario sulla spalla, un sorriso appena sbozzato dietro questa mascherina che gli portava l'ossigeno, entusiasta, sempre stato un uomo positivo e da quanto so mai ha parlato male di nessuno. Questa immagine, se mi permettete, è come se Don Longo volesse donarci, consegnarci un impegno, un'esperienza da vivere, quella della carità. Carità generosa, entusiasta, positiva, fiduciosa. Quindi a ciascuno di noi la risposta a questo nostro sacerdote e confratello, che sia, ci auguriamo, una risposta filiale, perché crediamo nella Divina Provvidenza, una risposta paterna, perché anche noi vogliamo essere padri dei poveri, e una risposta fraterna. Prima di finire la Santa Messa vorrei almeno qualche minuto, Don Alessio, e tu sei stato nella casa di Bergamo e quindi a te anche il diritto della parola. Sono Don Alessio, direttore del Centro Don Orione di Bergamo, e credo che questo sia il momento più bello per ringraziare il Signore, perché Gesù stesso è presente nel nostro cuore e nel nostro corpo. Voglio ringraziare gli abitanti di Saletto, perché nel corso degli anni avete pregato e Saletto ha offerto alla congregazione 3 sacerdoti, Noè Massignan, Don Giovanni Malaman, che è stato il mio direttore a Roma durante la teologia i primi 2 anni, e Don Longo. Abbiamo sentito tante testimonianze riguardo Don Longo. Avendo vissuto 3 anni con lui, mi sono fatto un'immagine un po', direi, personale. La prima, Don Longo come sacerdote e pastore,
La seconda, Don Longo come pensionato. Don Longo ha vissuto 95 anni abbondanti, aveva iniziato il 96esimo, ma ha alle spalle 66 o 67 anni di sacerdozio. E mi sono chiesto, ma quante Eucaristie, quante messe ha celebrato Don Longo? Circa 25.000. E per 25.000 volte ha detto: prendete e mangiate, prendete e bevete. Per 25.000 volte ha disturbato il Signore a scendere dal cielo, a farsi pane e vino per ciascuno di noi. E poi i sacramenti, il battesimo, credo che l'ultimo sia la pronipote, il matrimonio di Onorio, e poi la sua vicinanza con le persone malate, con le persone deboli. Ma qual è stata, meglio, la sua forza per poter continuare a fare il sacerdote in tutti i momenti della sua vita? Una sola forza, è il sentirsi accanto, il sentirsi immerso nella sorgente della vita che è Gesù. E questo fa bene al cuore, perché ci si sente amati dal Signore, fa bene alla mente perché il nostro pensiero è sempre in contatto con il Signore, e fa bene al corpo, perché quando uno è sereno, quando uno sente il Signore nella propria vita, diventa quasi più leggero. Don Longo pensionato, oggi va di moda, quanto tempo ti manca per andare in pensione? E si fanno i calcoli. Credo che ogni sacerdote, ogni religioso, anche se arriva alla soglia della pensione, in realtà non va mai in pensione. Perché? Perché questa vicinanza della fonte della vita e della santità è sempre presente durante la vita quando si è giovani, nell'età matura e poi anche nella vecchiaia. Il compito, la formula è quella di riprogrammarsi, e così penso sia stata l'azione che Don Longo ha fatto negli ultimi anni della sua vita. E in che modo si è riprogrammato? Utilizzando quei mezzi semplici che abbiamo a disposizione, il rosario, la vicinanza anche fisica a Gesù. Era quando andava in chiesa si metteva seduto accanto al tabernacolo, e la coroncina della Divina Misericordia, e con questo si era riprogrammato. Certo, è stato sottolineato che Don Longo lo si sentiva arrivare non tanto per il passo quanto per il fischiettare. Credo che anche questo gesto semplice era un modo di preannunziarsi, un po' la sua carta di visita: sto arrivando, ma vengo non per vedere, ma perché sentendo il mio fischiettare voi potete pensare che io sono amato dal Signore, che io porto nel cuore questa certezza che nella buona e nella cattiva sorte il Signore non mi abbandona mai. E la prova l'abbiamo visto con quell'immagine che è stata ricordata, il rosario in mano, e poi quelle parole sul santino: ci rivedremo in paradiso, il rosario e la coroncina della Divina Misericordia. E questo vale non solo per i religiosi e per i sacerdoti, ma per ogni cristiano. Quindi vale la pena essere cristiano e vale anche la pena aggrapparsi alla corona del rosario. Allora, io mi presento, sono Michele, sono sindaco del nuovo comune di Borgo Veneto, che comprende anche la municipalità di Saletto. E do il benvenuto a tutta l'assemblea religiosa, ai sacerdoti
a nome della comunità, dell'amministrazione, e ringrazio la famiglia per l'invito. Per me è un onore poter essere qui presente oggi. Io non ho avuto l'onore di conoscere Don Cirillo Longo, ma ne ho sentito parlare molto e sempre bene, sempre. Addirittura prima entrando in chiesa una signora mi diceva così fotograficamente dove era nato Don Cirillo Longo, a qualche centinaia di metri addirittura da casa mia. E così, guardando un po' in giro anche nella rete, documentandomi, ho trovato 3 parole che lui ha pronunciato proprio l'ultimo giorno della sua vita: non abbiate paura. E è il titolo di un quotidiano nazionale, l'Avvenire, che ha proprio riprodotto il 1° di aprile del 2020. Io penso che queste 3 parole in questo momento storico siano importantissime per tutti noi. Non dobbiamo avere paura di quello che sta accadendo nella pandemia nazionale, di quello che stiamo vivendo, dobbiamo sempre avere la speranza e la fiducia da riporre nel nostro futuro. E credo che lui, leggendo, ripeto, quello che ho avuto modo di consultare, ne sia un esempio concreto. Volevo concludere che la comunità di Saletto lo vuole ricordare con il suo spirito combattivo e la sua determinazione che ha saputo mantenere fino all'ultimo giorno della sua vita terrena, con vicinanza a tutti i parenti e a coloro che hanno potuto beneficiare del suo operato, finalizzato sempre al sostegno delle fasce deboli. Un ricordo mi sia concesso anche ai sacerdoti che da Saletto sono partiti per dare il proprio contributo spirituale nell'operato religioso in giro per il mondo. Siate tutti voi di esempio per noi. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono in difficoltà perché lo zio in questo momento avrebbe detto: non avete ancora finito di fare complimenti che non li merito. Questo era lo zio. Ringrazio tutti i presenti, le autorità religiose e civili, coloro che sono collegati via YouTube per la partecipazione al ricordo dello zio. Sarò breve come nel suo stile, non gli piacevano le cose lunghe. Caro zio, te ne sei andato di notte, in silenzio, in punta di piedi, senza disturbare nessuno, dicendo a tutti ci rivedremo di là. Pregate il rosario e la coroncina, ci vedremo in paradiso. E all'alba è apparso un angelo, diciamo che erano un insieme di nuvole che dava l'impressione di un angelo, quindi non è che adesso è apparso un angelo che dopo... Ecco. Sopra Bergamo per dirci: non preoccupatevi, da oggi veglierò io su tutti voi. Ci saranno tempi duri, ma io ci sarò. Mi permetto di fare una considerazione. Al termine della sua vita terrena, 95 anni, mi sono state consegnate 4 borse, non borse Ikea, un po' più piccole, contenenti gli effetti personali. Vi domanderete: tutto qua? Sì, tutto qua. Quando gli chiedevo: zio, hai bisogno di qualcosa? Mi rispondeva: non mi serve nulla. Il problema è lasciare queste cose, indicandomi quelle poche cose che aveva nella stanza. Ecco, la vita dello zio è questa: il distacco totale dalle cose materiali, la sua felicità di donare, di aiutare tutti, indistintamente e disinteressatamente, in silenzio. Diceva: quando ricevi qualcosa per uno scopo, lo devi destinare tutto per quello scopo e non distogliere nulla. Zio, aiutaci ad essere come te, distaccati dalle cose materiali. Lo zio ha donato la sua vita a Dio, alla Madonna e alla congregazione di San Luigi Orione. Con la sua spiccata praticità e passione per l'architettura a servizio delle persone con handicap e anziani,
ha seguito i lavori di costruzione e di ristrutturazione di tanti istituti, con soluzioni lungimiranti per quei tempi ed ancora oggi funzionali, come il centro Don Orione di Bergamo, la casa di riposo di Tre Baseleghe, il Cottolengo di Santa Maria la Longa, l'Istituto Artigianelli a Venezia e il Contolengo a Seregno. Sei partito dall'Istituto Dante a Tortona per andare poi in altri istituti della congregazione in Italia e aiutando nella loro necessità le varie realtà all'estero. Spagna, era ai tempi di Franco, quindi qualcuno con la mia età si ricorda, poi Francia, Polonia, Australia, Madagascar e Romania, dove tanti lo ricordano. Mi fermo qui, anche se avrei tante altre testimonianze, ma sono sicuro che tutti coloro che l'hanno conosciuto ne avranno. Grazie zio per tutto il bene che hai fatto, intercedi per tutti noi. Grazie. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti dei sacramenti pasquali, nel ricordo di Maria, madre del tuo Figlio, fa che, sperimentando ogni giorno nel nostro corpo il mistero della morte, sorretti dalla speranza eterna, portiamo a tutti il lieto annunzio della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Prima di impartire la benedizione vorrei dire un grazie di cuore a Don Giuliano, il nostro parroco, Don Marco, e alla comunità di questa parrocchia, ai familiari, parenti e a tutti quanti che sono venuti da lontano e anche a tutti quelli che hanno preparato questa celebrazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Nella vita di Don Longo, Maria, Madre di Dio, la sua amatissima Madonna della Guardia, è sempre stata presente. Seguendo l'esempio del fondatore San Luigi Orione, sotto il manto della Vergine metteva tutte le persone bisognose. La corona del rosario, stretta nelle mani, è stata l'unica compagna del suo passaggio oltre la soglia del mistero. Ci rivedremo di là, pregate il rosario e la coroncina, ci vedremo in paradiso. La Madonna è stata sempre la stella e il faro della sua vita e il rosario lo ha portato alla vittoria, come canticchiava spesso nel suo canto mariano preferito.
Al termine della messa tutti seguiremo il piccolo corteo perché ci porteremo al cimitero dove nella cappellina dei sacerdoti il 24 marzo è stata deposta la sua salma. Porteremo questo omaggio floreale, per cui seguiamo le suore, ci mettiamo in fila, i vigili ci accompagneranno all'uscita dalla chiesa per garantire la sicurezza. Il cimitero è distante